Cari amici, ben ritrovati. Eventi al territorio ritorna a Barbisano. Siamo a una delle più grandi e più celebri feste della birra del territorio dell'Alto Trevigiano. Siamo a una novità che è questa: le persone sono le stesse, ma è cambiato chi gestisce. Abbiamo la nuova prologo di Barbisano, vicepresidente Roberto Crivelo, consigliere Fantin Franco. Ben arrivati, adesso ci facciamo raccontare cosa sta succedendo. Roberta, ben ritrovata, è un piacere averti qui, congratulazioni per la nuova avventura. Si parte alla grande. Si parte alla grande, sì, sicuramente si parte alla grande. Quest'anno, dopo un periodo di pensamento, abbiamo deciso di fare la proloco perché per svariati motivi che non sto qui. Comunque il gruppo è sempre quello, le serate sono sempre quelle. Questo è un territorio che dà veramente il meglio di sé. La comunità pievigina sa che noi siamo sempre su 1000 fronti. Adesso ci sarà la festa della birra di Barbisano, che ormai è un momento aspettato in tutto il quartiere del Piave. Ci sono visite da tutto il bacino del quartiere del Piave e culminerà con l'evento del gemellaggio della settimana prossima, durante il quale Pieve si gemellerà con altre 3 cittadine europee, una inglese, una francese e una tedesca, come nelle barzellette migliori. Una cittadina che si chiama Frum nel Regno Unito, Château-Gontier-sur-la-Mayenne in Francia e Murart in Germania, 3 cittadine che condividono con noi il passaggio di un fiume nel centro della loro città, siti UNESCO e dimensioni. Verranno qui e verranno anche alla festa della birra di Barbisano. Il presidente modenese ci ospiterà per una serata, per cui anche i cittadini avranno occasione di vivere il gemellaggio da vicino. Le pietanze di questa bellissima sagra. Allora abbiamo le solite specialità gastronomiche, che sono le würstel, la bistecca di coppa, la bistecca di rosbif, il formaggio cotto, patate, poi le serate a tema, che sono ad esempio questa sera c'è la porchetta, poi ci sarà la costata, ci sarà il surasco e poi sempre tutte le sere fino a mezzanotte la pizza. E tanta e domenica questa a pranzo. E tanta musica. Tanta musica, tanti bei gruppi. E la novità di quest'anno è che c'è anche la serata dei musicisti. L'amministrazione ringrazia sempre le associazioni del territorio, senza di loro non sarebbe lo stesso. L'amministrazione serve per promuovere il territorio, ma senza le associazioni, senza la loro spinta, senza il lavoro instancabile non sarebbe lo stesso e non potrebbe essere lo stesso. Diciamo che il gruppo va avanti fondamentalmente per i volontari e soprattutto grazie ai volontari. Perché noi come gruppo, come il direttivo della nuova Proloco, cerchiamo di creare l'evento, ma poi senza i ragazzi, senza tutta sta gente non riusciremo a fare nulla. Quindi un grazie, un plauso a tutti questi ragazzini, ragazzi che vengono qua da noi, anzi ce ne sono sempre di più e questo è un bene, e soprattutto sono gente locale, gente di Barbisano, quindi vuol dire che la festa è ben vista in Barbisano. Mandarine Music Entertainment. La gente arriva un po' da tutta la provincia, anche fuori provincia, visti gli eventi, visti tutto. Quindi siamo forse uno dei punti di riferimento della provincia di Treviso come festa della birra, come attività manifestazioni. Ci va bene, sta andando avanti da quasi un trentennio e quindi siamo contenti, siamo veramente felici. Speriamo che vada alla meglio, sperando sempre che il tempo sia clemente, perché quello non si sa mai. Bene, noi invitiamo tutte le persone a venire da noi perché
c'è buon cibo, buona compagnia, buona musica e tanta bella gente, soprattutto noi. E soprattutto buona birra. E buona birra. Bawat giling mo na pagpagising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Highling, lakas ng iyong dating kapag nakikita. Cari telespettatori, vi esorto a venire a Barbisano, la festa della birra, ad assaggiare i piatti della specialità della festa della birra, le birre buonissime mi dicono che ci sono. Venite come siete sempre venuti e buon divertimento. Assessore, noi la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato e adesso la lasciamo giustamente a una buona serata a base di gusto e buona birra. Grazie mille E buona serata. Kay TikTok mo sa'kin ay ayos yun. Kaya Ling, sana ako'y pansinin. Huwag mo nang sayawin ang tala, dun di naman kita dadalhin. Quindi avete capito benissimo, fino al 7 giugno la nuova prologo di Barbisano vi aspetta qui alla festa della birra, fiumi di birra a volontà, cibo genuino e cotto al momento e tanta voglia di fare festa. Roberta e Franco vi salutano, vi ringraziano e vi aspettano qui per degustare le loro pietanze. Di mo na kailangan ng crown ni Catriona at maging neneng di pa ang iyong katawan. Kahit tingin nila sa'yo ay iba na, sa'kin ikaw pa rin ang number one.